Sono state 2 giornate bellissime, il tempo ci ha aiutato finalmente e il ricordo di Mario e Raffaele è sempre vivo qui al Villaggio Calcio. Sono 2 pilastri che hanno scritto la storia e tantissimi ex villaggini hanno sempre piacere a venire a questo torneo proprio in loro ricordo e in loro memoria. E rimane questa amicizia con la Sampdoria. Sì, assolutamente, una nuova amicizia proprio siglata da un accordo di affiliazione tra il Villaggio Calcio e l'Unione Calcio Sampdoria. È un accordo molto importante per noi, il progetto si chiama Next Generation. Sampdoria viene a trovarci una volta al mese qui per darci consigli tecnici e linee guida comunque che verranno utilizzati dai nostri istruttori. Una scuola anche per i portieri al villaggio. Assolutamente sì, è stato un anno molto interessante, molto valido, abbiamo cercato di dare il meglio per migliorare i ragazzi e adesso anche quest'anno è finita e poi i ragazzi spero di aver dato qualcosa di importante per il proseguo della loro attività sportiva in sostanza, quindi l'importante è dare qualche cosa dal punto di vista umano e poi se i ragazzi diventeranno bravi e qualche cosa in più, però l'importante è il lato umano, quindi questo assolutamente. Ecco appunto a livello societario c'è anche un cambiamento, al vertice il presidente, mister, lascia, tra l'altro c'è stato anche un saluto e consegnato diverse targhe. Sì, mister Maiolino, il presidente Maiolino lascia dopo 3 anni di presidenza e di allenatore e quindi lo ringraziamo sia come presidente che come allenatore. Infatti si è visto dai suoi ragazzi quanto gli vogliono bene, quanto l'hanno seguito e quanto sono cresciuti grazie a lui in questi 3 anni. Vediamo tutti?